Questa mattina davanti alla prefettura di Cagliari sono state portate le preoccupazioni dei lavoratori del Porto Canale di Cagliari, ma altre problematiche che affliggono altri settori. Quali sono? Oggi era la giornata dello sciopero nazionale dei trasporti generale in tutta Italia, quindi tutte le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL dei trasporti hanno deciso di scioperare per chiedere al governo che vengano improntate delle politiche molto più rilevanti rispetto a quelle fatte finora. Queste politiche devono portare ad un sistema di trasporti efficiente, ad un sistema di trasporti moderno, a un sistema di trasporti che riesca a superare le criticità di questo periodo, con infrastrutture che siano all'altezza del loro nome, di uno Stato come l'Italia al passo coi tempi, e quindi chiediamo che il Ministero dei Trasporti riesca a convocare le organizzazioni sindacali nazionali per poter iniziare a parlare seriamente di trasporti in Italia. Ieri c'è stata la mobilitazione in via Roma dei lavoratori del Porto Canale. Qual è la situazione ad oggi? Ieri abbiamo iniziato la manifestazione con un corteo che dal primo pomeriggio ci ha portato sotto il Consiglio regionale. Siamo rimasti molte ore a urlare la nostra rabbia e a chiedere che la vertenza del Porto Industriale di Cagliari venga trattata come merita a livello nazionale e anche come una grande vertenza, proprio perché riguarda tutte le problematiche di un'intera isola e non soltanto il destino di qualche centinaio di lavoratori portuali. Abbiamo incontrato di sera il governatore Solinas che ci ha assicurato l'appoggio alla nostra vertenza, che conosceva già bene la nostra vertenza, ci ha assicurato l'appoggio, e quindi nei prossimi giorni cercheremo di pressare tutti quanti insieme verso i ministeri competenti affinché venga convocato il tavolo per parlare del futuro e del rilancio del porto industriale. E naturalmente rabbia, disperazione e chiaramente anche lo spettro della disoccupazione. Qual è lo stato d'animo dei lavoratori, non solo quelli del Porto Canale? Allora, il Porto Canale ovviamente in questo momento vive una vicenda più tragica, nel senso che ha la spada di Damocle di una data vicina in cui si può concretizzare lo spettro del licenziamento. Per lo sciopero di oggi rivendica per tutte le categorie un problema di fondo, che a livello nazionale non è stata fatta una politica dei trasporti che vede i trasporti e le infrastrutture legate come un volano dello sviluppo dell'intero paese, così come viene fatto in altri paesi, ma si è sempre vissuto gli interventi a spot o a tampone. Va fatto un piano serio dei trasporti, come infrastrutture, come politica dei trasporti, che veda un obiettivo finale e scelte di breve e medio periodo che vadano nella stessa direzione. E questo deve passare anche attraverso la concertazione con i sindacati e con i lavoratori. Quali saranno le prossime mobilitazioni e iniziative da parte dei sindacati e dei lavoratori? Ora, innanzitutto, vedremo se ci saranno le risposte promesse e che ci attendiamo nell'immediato sul Porto Canale e poi a livello nazionale sotto il profilo politico. E poi ci muoveremo di conseguenza. È importante sapere che tutte le organizzazioni sindacali in tutte queste lotte sono unite.